Eccoci rientrati, siamo qui con il comune di Ronca, siamo qui con Ettore Dalla Chiara e Lorenzo Ruggeroni e io direi di dare la parola allora alla Proloco per sentire qual è l'evento principale di quest'estate, giusto? Ok, tanto premetto, sono un neopresidente e mi sono trovato eletto in lockdown. Mamma mia, allora ancora più complimenti perché gestire questa situazione non è stato per niente facile. A malincuore ho dovuto rinunciare alle famose 2 sagre di Ronca, quella del vino in maggio perché ovvi motivi di lockdown, esatto, e quella di luglio che è quella del Carmine, in quanto è difficile organizzare una sagra in una settimana o 2 settimane, ci vuole un po' di tempo e a malincuore ho dovuto rinunciare. Certo. Come abbiamo rinunciato alla sagra di Mussi, quello è l'evento maestoso, fa solamente una piccola cena delle contrade su invito e a numero limitato in modo da mantenere distanze, tutto in sicurezza. Da contingentare. L'unico evento che sicuro al 100% di fare è a fine luglio il Bamboo Party, che sono dei giovani di Ronca che hanno, per tenere un po' in vita il paese che sta per ovvi motivi non morendo, però non fa feste, fa questo aperitivo in piazza, e più che in piazza è al campo sportivo, in modo da avere una zona tanto recintata con l'entrata e l'uscita contingentata e anche il campo da calcio, in modo che se c'è qualche bambino o qualcuno che vuole giocare o vuole divertirsi va dentro, è tutto recintato e non c'è nessun problema di conflitto con strade o altre persone. Esatto. Ma bello, comunque molto divertente, direi, proprio fatto apposta per tenere in vita anche soprattutto la gioventù che ne ha. Per fortuna che c'è quella anche. Sì, esatto, che sono stati giovani quindi a organizzare. Sono stati giovani a organizzare questo evento, cercando di vita al paese. Esatto. Sì, dove ultimamente la vita è un po' carente. Di Covid. Sono venuti circa un mese fa da me a chiedere cosa ne pensavo, io ho accolto subito la loro richiesta, ho detto organizzate qualcosa, l'importante è che mantenete le regole che ci sono, perché è importante, perché sappiamo benissimo cosa abbiamo dovuto passare nell'ultimo anno e mezzo, certo. Però fatelo perché ci vuole qualcosa, ci vuole un po' di esatto, un po' di vita, organizzato poi dai giovani, è sempre bello che ci sia qualcosa, ma e soprattutto penso che sia anche allargato ai comuni e alle frazioni confinanti, quindi a tutte le persone che vogliono partecipare a questo evento. Esatto, quindi sempre nel rispetto delle esatto, delle questo regole. È l'importante poi, sempre nel rispetto delle regole, però tutti. dà vita non solo al paese ma anche a tutto quello che ci sta intorno. A tutto il contesto attorno. Bellissimo, bellissimo. E poi so che oltre a questo avete anche in programma un'altra cosa, giusto? Avete in programma una cena. La cena di Terrossa. Sì. Quest'anno decisi di fare il Paio dei Mussi, che era la 4 di agosto, sempre per i soliti motivi hanno dovuto rinunciare. Per non perdere la tradizione, i contradaioli hanno scelto di fare delle cene per ogni contrada. Sì. Sempre a numero limitato e su invito, dove ripropongono i loro piatti. Esatto. In modo da avere una specie conviviale, di stare in compagnia e sempre tenersi un po' su d'animo. Esatto. Perché effettivamente. Sì, l'avevamo nominata prima, giustamente. E quindi questi sono i 2 eventi principali che vengono organizzati per quest'estate. E poi ci sono alcune idee in embrione che non devo dire ancora perché sono ancora in studio, però sono tutti eventi che si possono organizzare in giro di poche settimane, in modo che di contenere i prezzi e anche tempistica veloce, in modo da fare immediatamente, certo, prima della fine dell'estate. L'importanza anche di questi eventi che sono palliativi a quello che normalmente veniva offerto normalmente, serve anche per tenere quei gruppi di volontariati, di quelle persone che comunque si sono sempre dati da fare molto per l'organizzazione delle feste, in modo da farli sentire ancora un gruppo, ancora uniti, in modo da tenerli pronti, perché il rischio è quello di dopo 2 anni di fermo, poi quando devi riprendere, esatto, sennò devi non ritrovarli più. Che non ripartano più. Esatto. Infatti è un rischio che c'è e che si corre anche in molti comuni, quindi dare questa spinta, questo esempio per tutti di non fermarsi, di fare comunque qualcosa nel rispetto delle regole, quello che si può fare, però di andare avanti, finché non si potranno riprendere a fare tutti gli eventi nella normalità. Quindi questa è la speranza, è quello che vi auguriamo. Certo, la ringrazio. E quindi io direi innanzitutto di ricordare anche che avete una pagina Facebook dove potete trovare gli eventi, dove potete trovare il Bamboo Party. Il Bamboo Party.
che Ok. è Ronca Pro Loco Verona, e pubblichiamo, perché siamo più di uno, i vari eventi che faremo più avanti nel nostro paese, Esatto. e anche scorci di paesaggi o di sentieri presenti nel nostro territorio, quali il famoso Sentiero dei Fossili, che è un percorso di circa 6 km, facile da fare, cioè non è una cosa impegnativa, possono farlo tutti, tutto ben segnalato, dove si parte dalla piazza e si fa un percorso fino al giacimento fossilifero di Ronca, dove vengono raccolti i famosi reperti per il museo, e si ritorna in paese. Sarebbe anche l'idea di fare un percorso così per le cantine, cioè partire, bellissimo. invece di fare fossili, facciamo anche degustazione, Esatto. soppressa se possibile, e le varie cantine, e tornare, le cantine che sono disponibili a farlo, e tornare in piazza in modo da unire l'utile al È dilettevole. dilettevole, esatto. Bene, avete 17 di cantine, quindi direi che si può creare un bellissimo percorso enogastronomico, sicuramente. Bene, allora io direi che invitiamo tutti i nostri amici alla scoperta di Ronca, perché di cose da fare e da vedere ce ne sono tante. Sì. E vi auguriamo di riuscire a ritrovare quelle tradizioni che quest'anno non si possono per forza di cose fare e organizzare, però speriamo di poterle vivere al più presto l'anno prossimo. Certamente saremo pronti, e Covid permettendo, ovviamente. Certo, no, speriamo. ma sono fiducioso che riprenderemo la nostra vita in mano, il nostro futuro. Esattamente. Bene, grazie mille di essere stati con noi, grazie Sindaco, Grazie a grazie te. mille. Grazie a voi Grazie. dell'invito, ci ha fatto molto piacere essere qui presenti, e vi auguro tante buone cose, perché E noi vi auguriamo lo stesso perché- cosa a voi. perché chi lavora, chi fa il vostro lavoro pensando anche al territorio e allo sviluppo del territorio e tutte le varie manifestazioni, è lodevole di tanta fortuna. Grazie, vi ringraziamo, e lo scopo è proprio questo, quello di mettere in luce i paesi e le realtà veronesi che meritano di essere scoperte. Quindi siamo qua per questo, e voi grazie di darci questa occasione. Certo. Grazie mille, grazie amici anche a voi di essere stati con noi, sempre sul canale 640. Non perdetevi queste puntate che sono importantissime per scoprire tutti gli eventi e tutte le occasioni sociali che ci sono a Verona e in provincia, e noi vi aspettiamo sempre qui, sempre alla sera alle ore 19:45, 20 circa, e sul nostro canale, su Radio TV, Radio Adige TV. Ciao amici!